TG, una buona giornata, una buona domenica a tutti voi telespettatori, tutte voi telespettatrici. Tanta la cronaca che abbiamo proprio nella nostra pagina del notiziario regionale e cominciamo proprio con un terribile incendio che è divampato nel tardo pomeriggio di ieri, in realtà poi si è protratto per tutta la sera sul Monte Grappa. Siamo in località Campocroce, in comune di Borso del Grappa. Abbiamo in collegamento telefonico proprio il sindaco di Borso, Flavio Domenico Dall'Agnol, che tra l'altro è stato tra i primissimi presenti, ha seguito tutte le operazioni che sono continuate anche nella mattinata odierna. Sindaco, buongiorno, ci vuole raccontare un po' cosa è successo e come vi siete mossi? Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i teleascoltatori. Sì, come lei ha riassunto, nella giornata di ieri, nel tardo pomeriggio, circa le ore 16, è stato dato l'allarme, segnalato l'allarme di un incendio in località Varrozza e subito tutto il coordinamento regionale dell'antincendi boschivi assieme a tantissime squadre di vigili del fuoco, non solo della nostra zona, la provincia di Treviso, ma grazie anche alla presenza attiva di Bassano del Grappa e degli antincendi boschivi della Pedemontana del Grappa e della protezione civile, si è intervenuti con prontezza, con grande professionalità, devo riconoscerlo, e alle 23 di ieri sera questo incendio, che è interessato all'incirca una superficie di 5.000 metri quadri, era stato già comunque posto in sicurezza e arginato. Questa mattina, con 2 ore di intervento da parte di un elicottero, è stata invece bonificata e messa ancora più in sicurezza da eventuali focolai del sottobosco, visto la grave periodo di siccità che stiamo attraversando, e questo ci tranquillizza. Io sono rientrato pochi minuti fa e è ancora in corso una bonifica a terra con delle autobotti, ma diciamo che poteva essere veramente una situazione molto pericolosa e con conseguenze ambientali veramente grandi. Devo ammettere che c'è stata una professionalità e una competenza assoluta al quale veramente io da sindaco, ma credo che tutta la comunità di Borso e non solo, tutti coloro i quali hanno preoccupazione e amore per l'ambiente, non possiamo che ringraziare i tanti volontari per il loro servizio svolto. Eccezionale veramente, non ho altre parole per dire. Tra l'altro, sindaco, lei proprio ieri sera aveva emesso un'ordinanza in cui vietava ovviamente il volo proprio su tutta quell'area per la giornata di oggi, o almeno fino a che non si fosse risolta la situazione, giusto? Sì, in questo momento l'emergenza è rientrata perché lavoriamo a terra con delle autobotti, l'elicottero non è più richiesto in servizio in questo momento, pertanto anche le attività legate al turismo, in particolare il volo libero, possono riprendere la loro attività e funzionalità giornaliera come da sempre fanno. Ecco, si è capito da cosa può essere partito, da cosa possono essere partite le fiamme? No, in questo momento non abbiamo elementi per valutarlo. Io auspico di cuore che sia stato un elemento fortuito o comunque non voluto, ecco, sono certo che non è stato doloso, lo voglio sperare. E voglio invece tranquillizzare i tanti proprietari di immobili della zona, i quali mi chiedono se sono stati interessati da danni legati appunto all'incendio. No, per fortuna nessuna abitazione è stata minimamente toccata o danneggiata da questo incendio. Sì, a rimetterci la natura, ma comunque ecco, poteva avere dimensioni e conseguenze molto più gravi. È andato tutto veramente bene. Bene, allora io ringrazio il sindaco di Borso del Grappa, Flavio Dall'Agnol. Immagino che lei tornerà adesso sul posto perché è stato presente fin da subito, quindi insomma per cercare di verificare, toccare con mano e anche poi rassicurare i suoi cittadini che tutto sta proseguendo per il meglio. Quindi sindaco, buon lavoro e buona continuazione. Grazie a voi e buon lavoro a voi, buona giornata e buona domenica a tutti. Grazie. Noi proseguiamo con un altro invece incidente stradale che si è verificato a Riese Pio X.
È successo in via Cendrole. Le prime luci di oggi, i vigili del fuoco di Asolo, la polizia stradale sono intervenuti perché un ragazzo di 24 anni è rimasto incastrato all'interno di un'auto che è finita nel fosso a lato della carreggiata e si è rovesciata. Il giovane è stato portato all'ospedale di Castelfranco. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sarebbero gravi, mentre c'è stato un decesso in Alta Padovana. C'è stato un altro incidente stradale, un terribile incidente stradale. Ha perso la vita una persona di 66 anni che si trovava al volante di una Dacia Duster. È successo lungo la regionale 308, siamo a Cadoneghe. La Dacia Duster si è scontrata contro una Range Rover condotta invece da un 56enne. Per quanto riguarda la Range Rover c'è stato soltanto un ferito, mentre si diceva la persona al volante della Dacia Duster non ce l'ha fatta, è morta proprio durante il trasporto in ospedale. E ancora, dicevo, un'ampia pagina di cronaca perché proprio ieri è stato ripescato da un canale di Caorle il corpo dell'81enne Giancarlo Antonello, di cui avevamo tanto parlato anche nei nostri telegiornali, con l'appello lanciato dalla figlia, perché da settimane ormai non sapeva più nulla del papà. Purtroppo il corpo senza vita dell'uomo è stato ripescato, proprio si diceva ieri, a Caorle. Sono le ultime immagini che lo ritraggono ancora in vita. Sono le 23 dello scorso 23 febbraio. Con una visibile fasciatura alla testa, Giancarlo Antonello, 81 anni, di Castello di Godego, ma residente con la compagna a Pramaggiore, sta cercando un taxi. È appena uscito dall'ospedale di Portogruaro, dove è stato curato al pronto soccorso per una brutta caduta da un albero, in seguito alla quale ha battuto violentemente la testa a terra. Da allora di lui non si è più avuta alcuna notizia, fino ad oggi, quando verso le 10:30 del mattino il suo corpo, privo di vita, è stato recuperato nel territorio del comune di Caorle, tra le acque del canale Nicesolo. Ad avvistarlo e a lanciare l'allarme dei cacciatori, impegnati in operazione di pulizia dell'aria per la giornata ecologica, che poi hanno allertato i carabinieri, arrivati sul posto assieme ai sommozzatori per recuperare il cadavere e avviare le indagini del caso. Proprio nei giorni scorsi la famiglia, con la figlia Barbara Antonello, aveva diffuso un appello chiedendo aiuto e assistenza a chiunque avesse avuto notizie del padre. L'idea sua quando è uscito dall'ospedale era proprio di rientrare a casa, a Castello di Godego. Domani, domenica 20 marzo, si sarebbero dovute riprendere le ricerche del suo amatissimo papà, speranza la cui fiammella si è spenta proprio nel giorno in cui si celebra una tra le ricorrenze più care e importanti dedicate ai nostri affetti. Saranno le indagini ora a stabilire che cosa può aver portato alla morte il pensionato dopo l'uscita dall'ospedale. E un altro incidente stradale è avvenuto invece ieri sera, siamo a Piombino Dese. I vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Busi per uno scontro tra due automobili. 2 persone sono rimaste ferite. I pompieri sono arrivati da Cittadella, Castelfranco, e anche i volontari di Borgorico hanno messo in sicurezza i mezzi. Estratto da una Fiat 500 finita su un fianco la conducente, che è stata poi presa in cura dai sanitari del SUEM e trasferita in ospedale, e cure anche per la conducente della Peugeot 207 che è uscita autonomamente dal veicolo. Sul posto anche i carabinieri, che sono riusciti a deviare il traffico e hanno eseguito tutti i rilievi dell'incidente stradale. Quindi queste 2 persone che però pare che fortunatamente non siano in pericolo di vita. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ci troviamo subito dopo. E siamo nuovamente in diretta. È massiccio in tutta la regione il lavoro che stanno facendo per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina. Anche ad Asolo, pensate, c'è il comune che si è mosso per liberare un'ex scuola e adibirla proprio a rifugio per tutte queste persone.
Anche come comune stiamo terminando degli spazi in una ex scuola per fare un centro di accoglienza temporanea. 10-12 posti letto estendibili a 20 se l'emergenza dovesse continuare, ricavati in quelle che una volta erano le aule al primo piano dell'ex scuola di Asolo, chiusa nel 2017. È stato creato uno spazio cottura, uno spazio per postazioni computer, uno spazio per giochi dei bambini. Computer che serviranno ai rifugiati per restare in contatto con i loro familiari rimasti in Ucraina. Grazie alla collaborazione dei commercianti sono stati acquistati a prezzi scontati i mobili per le stanze per la cucina, le lenzuola, asciugamani, pentole e posate. Gli elettrodomestici invece, come la manodopera, i tendaggi e la tinteggiatura delle pareti, sono stati donati da CNA e Confartigianato Asolo. Un intervento che ha visto dunque la sinergia tra comune, associazioni, parrocchie, Caritas, scuola e volontariato. Le prime 3 persone, una mamma e 2 bambine, entreranno già a metà della settimana prossima e siamo in contatto con un'altra mamma e altri 2 bambini molto piccoli che da Bucarest sta arrivando nel nostro territorio. Ma la solidarietà si sta dimostrando anche tra i cittadini di Asolo, che hanno messo finora a disposizione una ventina di posti letto nelle proprie abitazioni per ospitare i rifugiati. Oltre una ventina quelli arrivati qui in 10 giorni e ospitati presso familiari o amici residenti nell'Asolano. I profughi sono commossi per l'accoglienza che stanno ricevendo, racconta il sindaco. Cosa molto bella che ho vissuto in prima persona questa mattina, che ho accompagnato 2 ragazzi alla nostra scuola primaria e sono letteralmente stati accolti a braccia aperte. E infatti sono proprio più giovani, sono gli studenti che si stanno mobilitando in maniera davvero esemplare, come sta accadendo per alcuni studenti di un istituto trevigiano che stanno raccogliendo materiale da inviare proprio nel paese in piena guerra. Hanno raccolto farmaci, alimenti, cibo per animali, vestiti. Hanno suddiviso tutto, scrivendo su ogni scatolone cosa contenesse, sia in italiano che in ucraino, e poi hanno dipinto con i colori della bandiera italiana e di quella dell'Ucraina 2 mani che si stringono. Alla fine questa mattina gli studenti dell'istituto Riccati Luzzatti di Treviso hanno caricato i pacchi preparati in classe a bordo di un furgone diretto al confine. È stata una docente a lanciare l'iniziativa, subito raccolta con grande partecipazione dai ragazzi, a fare da tramite tra la scuola e un'associazione impegnata nell'invio di beni di prima necessità, Mihaela, studentessa del Riccati. Tutti abbiamo contribuito a questa raccolta, abbiamo portato generi alimentari, di igiene, cibo per bambini, dolci anche. Durante la preparazione dei pacchi per i ragazzi c'è stata anche l'occasione per approfondire alcune tematiche strettamente legate alla tragedia in corso. La scuola promuove queste iniziative, la preside ci ha aiutato moltissimo. La raccolta è stata fatta qui per motivi logistici, ma hanno partecipato in massa tutto il Riccati. Ma se ognuno di noi facesse qualcosa, anche le altre scuole, penso che sarebbe un grossissimo contributo. Si commuove Victoria, cittadina ucraina, che ha collaborato con la scuola per la raccolta del materiale, pensando all'impegno degli studenti per il suo paese. Ringrazio gli insegnanti per sensibilizzare questi giovani ragazzi, perché è un tema così difficile e delicato, e parlarne, sostenerci, questo crescere, questo è aiutarci, questo è davvero un grande aiuto. È un tema invece molto scottante, quello del caro bollette, che sta interessando da vicino, toccando da vicino anche tutte le amministrazioni comunali. Stiamo valutando sull'illuminazione pubblica e adesso vediamo di cercare di rimodulare. Per quanto riguarda gli aiuti alle famiglie, noi siamo a disposizione, come siamo sempre stati a disposizione anche durante il periodo più importante del Covid, anche se voglio dire il Covid purtroppo non è ancora finito. Per quanto riguarda appunto le famiglie in difficoltà, possono tranquillamente venire attraverso l'assistente sociale, noi siamo a disposizione nel dare supporto. Queste le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale di Campodoro per cercare di attenuare gli effetti della crisi energetica che stiamo vivendo.
Noi a Campodoro fortunatamente abbiamo fatto degli accertamenti IMU e siamo riusciti in qualche modo a salvare il bilancio, quindi abbiamo disponibilità per affrontare questa crisi. Sinceramente non so come altri comuni, altri colleghi facciano per risolvere questa situazione, che è indubbiamente una situazione che pesa in maniera veramente importante nei bilanci comunali. Oltre alla crisi energetica c'è anche la crisi umanitaria legata alla guerra in Ucraina. L'amministrazione comunale si dice pronta ad accogliere. Noi abbiamo 3 persone che hanno dato disponibilità, sono 3 privati, adesso li abbiamo messi in contatto con i centri CAS e dopo faranno tutta la trafila che serve. Insomma, siamo ben lieti di ospitare questi profughi e faremo tutto il possibile, insomma, per dare una mano anche ai privati, chiaramente. E a proposito di aziende in difficoltà, a 2 Carrare la Valvitalia vede 81 dipendenti che sono pronti a tutto per salvare il loro posto di lavoro. Lettere di trasferimento bloccate fino al 30 marzo. Fino ad allora si lavorerà per riconoscere un incentivo a chi vorrà dimettersi volontariamente e lo stabilimento resterà aperto per lavori urgenti. CGIL e CISL Metalmeccanici e la direzione della Valvitalia si incontreranno il 24 e 31 marzo per discutere nei dettagli le uscite volontarie dal lavoro e di chi è vicino al pensionamento e quali dipendenti sono disponibili allo smart working. Siamo contenti di essere riusciti ad arrivare, ripeto, con molta fatica a riprendere le trattative con l'azienda che si erano interrotte. Speriamo che questa ripresa che è avvenuta dopo una lunga notte trascorsa a discutere fra noi e l'azienda, questa trattativa possa continuare con la massima tranquillità e calma, in modo da dare soddisfazione alle richieste di tutti i lavoratori e soprattutto sperando di trovare una soluzione per il sito produttivo di 2 Carrare. E il caro carburanti, caro benzina che sta interessando i privati, sta interessando anche chi ha le varie pompe di benzina, trasportatori, ma anche tutte le persone del trasporto pubblico. La CGIA lancia un allarme perché dice non basta ridurre di 25 centesimi il prezzo del carburante, bisognava almeno dimezzare i costi. Visto che nel suo complesso la manovra anticaro carburante non graverà sulle casse dello Stato, bisognava avere più coraggio. Secondo l'ufficio studi della CGIA di Mestre, il governo Draghi avrebbe potuto far meglio del taglio di 25 centesimi del prezzo di benzina e gasolio fino alla fine di aprile, considerando anche che tra i beneficiari dei rincari c'è l'erario, che grazie all'aumento dei prezzi dei carburanti dal gennaio 2021 fino ad oggi può contare su un extragettito di oltre 1,5 miliardi di euro. Se le coperture verranno dalla tassazione degli extra profitti realizzati dalle aziende produttrici di energia, allora bisognava fare molto di più, visto che dal rincaro dei carburanti anche l'erario ha incassato in questi ultimi 15 mesi un extragettito di oltre 1,5 miliardi di euro che dovrebbe essere restituito a famiglie e imprese. Secondo la CGIA si sarebbero potute ridurre del 50% le accise su benzina e gasolio per autotrazione, portandone il prezzo alla pompa rispettivamente a 1,74 e 1,78 euro al litro. Un'operazione importante da 1,5 miliardi di euro al mese, che avrebbe però alleggerito con forza i costi che stanno mettendo in ginocchio famiglie e imprese. Certamente il taglio di 25 centesimi del prezzo alla pompa è importante, ma ancora del tutto insufficiente per i piccoli trasportatori, visto che nell'ultimo anno il gasolio per autotrazione è aumentato del 51%, di 73 centesimi al litro. E ci sono diverse aziende, diverse attività che chiedono direttamente al governo che vengano limitate, ridotte le imposte e soprattutto venga eliminato definitivamente il Green Pass. Fuori dal Covid? Sì, forse sì, speriamo di sì, perché il virus graffia ma non lascia più il segno. In Veneto la pandemia sale sullo scivolo, sui contagi e giù, sempre più giù, i ricoveri. A Vicenza si va oltre quota 1000 positivi, per la precisione 1139 nelle ultime 24 ore, ma poi al San Bortolo la terapia intensiva è vuota come uno zero e i pazienti sono 2 in meno di ieri. Trend identico in tutto il Veneto, in tutta Italia. Bene fa il governo a sbattere la porta in faccia allo stato d'emergenza. Il 31 marzo finisce il tunnel buio della pandemia, un limbo lungo 2 anni. Eppure
Eppure, se dal punto di vista sanitario sfociamo oltre l'emergenza, resta la prospettiva burocratica, vischiosa, che lascia orme di Green Pass base, ma sempre Green Pass per chi parla anche l'italiano, certificato verde, che resiste un mese, ancora un mese, tutto aprile. Il 31 marzo termina l'emergenza sanitaria, ma il certificato verde sopravvive fino al 1° maggio, con le sue contraddizioni che fanno infuriare i commercianti. Senza mascherina fuori, però le chiediamo il Green Pass, e questa è l'assurdità, quindi la libertà a metà. È assurdo, assurdo. Se i commercianti si infuriano, gli imprenditori non ridono mica, anzi, le piccole imprese che già devono fare i conti col caro carburanti, coi costi alle stelle dell'energia e con le materie prime a prezzi mai visti nemmeno su Marte, si chiedono perché. Perché la catena dei Green Pass non sia stata sciolta, vista la fine tra le tante emergenze che già ci assediano, almeno di quella sanitaria. Se c'è uno stato di emergenza e finisce, devono finire anche tutte le limitazioni della libertà personale che sono previste. Un provvedimento che diventa di fatto abnorme perché viene a mancare il presupposto essenziale che è lo stato di emergenza. È venuto meno lo stato di emergenza, anche il Green Pass dovrebbe venire meno. Anche l'avvocato Francesco Rucco si fa domande, dubbi anche economici, con una guerra d'armi e una guerra economica, colpi di sanzioni in una parte del mondo, l'Ucraina e la Russia, che per l'export vicentino vale 300 milioni di euro l'anno. È la tempesta perfetta. Sicuramente siamo in una tempesta perfetta, però anche in questo mare noi dobbiamo navigare. Le soluzioni che noi proponiamo è un taglio deciso delle imposte per le famiglie e per le imprese e un alleggerimento, se non totale dismissione delle misure diciamo anti libertà personali e di sicuro il Paese in questo modo riparte. E a proposito di certificato verde, è proprio guerra aperta per quanto riguarda i vari ristoratori, gestori di locali del veneziano, proprio in merito all'obbligatorietà del Green Pass al chiuso. C'è un ulteriore paradosso magari da chiarire a tutti, no? Che dal 1° di aprile sarà necessario l'esibizione del Green Pass all'interno solo per gli italiani, invece per gli stranieri no, e questo secondo me non è giusto. Tensione alle stelle tra gli oltre 400 ristoratori e baristi del centro storico e della città metropolitana di Venezia e Rovigo. Al centro del contendere l'obbligatorietà del Green Pass nei locali al chiuso dal prossimo 1° aprile soltanto per gli italiani e non per i turisti di nazionalità straniera. Come facciamo a capire se uno è italiano, uno non è italiano? Cioè, ci sono tantissimi turisti dall'Europa che parlano benissimo l'italiano e fai capire, insomma, a capire questa differenza. Confesercenti Venezia lancia l'allarme. Oltre il 40% dei turisti alloggia in strutture ricettive extra alberghiere e bar e ristoranti sono servizi essenziali del soggiorno. Imporre questo impegno per altri 30 giorni ai gestori dei locali, penalizzati dall'aumento esorbitante dei costi dell'energia e delle materie prime alimentari, con la Pasqua alle porte, non ha più alcuna giustificazione, dicono. Perciò noi riteniamo opportuno di prendere in considerazione il nostro appello, che è un appello trasversale di tutto il mondo produttivo, di tutte le attività economiche, di tutte le associazioni categoria, di eliminare l'esibizione del certificato verde anche negli ambienti chiusi. Certo, questo insomma, se non sarà preso in considerazione comporterà delle conseguenze dirette, soprattutto sulle attività economiche che sono già penalizzate. A proposito di certificato verde, subito dopo la pausa andremo a vedere com'è la situazione dei nuovi casi Covid delle ultime 24 ore. Tra pochissimo. E rieccoci in diretta. Allora diamo un po' uno sguardo al report che è stato inviato da Azienda Zero. Vediamo che variazioni ci sono state nelle ultime 24 ore con la solita tabella che ormai conoscete benissimo. Allora la variazione nelle ultime 24 ore è di 4.656 nuovi casi positivi. Il totale degli episodi di positività nella nostra regione è di 1.419.700
645 persone. Attualmente i casi positivi sono 66.408. Vediamo com'è la situazione negli ospedali. Allora, bene direi, perché ci sono sia in area non critica che in terapia intensiva i segni in meno, quindi questa è una notizia positiva. 4 persone in meno in area non critica e una persona in meno in terapia intensiva. A oggi 410 ricoverati in area non critica, 27 le persone ricoverate in terapia intensiva. Purtroppo c'è sempre questo numero che crea un certo scalpore, ovvero sono sempre queste persone che perdono la vita. 4 i morti nelle ultime 24 ore, 4 decessi causa Covid, e purtroppo questo è un dato che al momento continua davvero a creare un certo che. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, il totale delle vaccinazioni ad oggi è pari a 10.924.296, le dosi somministrate nelle ultime 24 ore sono state 7.315, di queste 229 prime dosi, 733 i cicli completati, 6.353 invece le addizionali booster, quindi terze dosi, per completare il ciclo. La percentuale delle dosi somministrate su quelle fornite è pari al 95%, e questo è un dato che resta sempre molto alto in tutta la regione, proprio fin dall'inizio, per quanto riguarda proprio le dosi somministrate in base alle dosi fornite, segno che il quantitativo viene consumato quasi per intero, quindi benissimo questo, non ci sono rischi di avanzi, non ci sono rischi di buttar via, usiamo così, o rischio di far scadere magari i vaccini che arrivano nella nostra regione. Per quanto riguarda invece tutto il discorso legato alla pandemia, ai riflessi che ha avuto la pandemia, il Covid, soprattutto sui giovani, bambini e adolescenti, vediamo il prossimo servizio. Ansia, insicurezza, depressione, difficoltà del sonno, disturbi alimentari e relazionali sono i segnali emotivi e comportamentali esplosi tra i bambini e i ragazzi fino ai 18 anni durante l'epidemia. Tra il 2020 e il 2021 c'è stato un aumento del 60% di alunni e studenti con disturbi certificati dalla neuropsichiatria infantile dell'Ursotto Berica. Un segno dei tempi che non va sminuito. Per questo il mondo scolastico e sanitario hanno deciso di offrire a insegnanti, famiglie e specialisti gli strumenti per affrontare il fenomeno. Problematiche che non possono essere risolte da sole dalle famiglie, tantomeno solo dalla scuola. Io denomino questo progetto Insieme ce la facciamo, perché intorno a un tavolo da tanto tempo, anche prima della pandemia, ci sono più enti: il Comune di Vicenza, il Provveditorato agli Studi, l'ULSS 7, l'ULSS 8 e le scuole paritarie con la FISMA in prima linea. Insomma, bisogna fare rete perché ognuno ha delle competenze specifiche. Qualsiasi famiglia si dovesse trovare di fronte a situazioni di ansia o di depressione nei propri bambini, che lo vedesse, può rivolgersi sia alla scuola, sia all'ULSS, sia al provveditorato, sia eventualmente anche, se sono scuole paritarie, ai loro presidenti, e potrà avere una risposta che è assolutamente in rete, non è una risposta parziale ma completa a seconda delle competenze. E un SOS invece è quello che sta lanciando il mondo dell'agricoltura. Nell'altopiano dei 7 comuni l'arte casearia è nota da millenni. Il formaggio si fa da sempre e la figura del casaro è da sempre molto richiesta. Anche oggi, eppure di casari se ne trovano sempre meno. E così l'Istituto Superiore Rigoni Stern di Asiago ha deciso di dare via a un corso per insegnare i segreti del formaggio ai suoi studenti. Un approccio teorico alla materia, ma soprattutto pratico. Ecco che cosa ne pensano i ragazzi dopo ore e ore passate con le mani letteralmente in pasta. Esperienza bella, cioè veramente bella, anche perché si imparano tante cose. I segreti, diciamo, non proprio tutti, però alcuni segreti si imparano. Segreti che ti porteranno a fare questo lavoro? Ti piacerebbe fare il casaro? Sì, mi piacerebbe molto. Mi piacerebbe fare più il casaro, comunque lavorare con le mucche, lavorare in stalla, fare anche formaggio. Sì.
Hai già esperienza, hai già avuto modo magari di dare una mano a lavorare in stalla o lavorare il formaggio al di fuori di questa esperienza? Beh, in stalla sì, e il formaggio anche, in Malga sono andato su 2 estati e facevo il formaggio la mattina, aiutavo, se c'era bisogno lo facevo al posto del casaro che c'è là. A guidare i giovani casari c'è chi ha passato tutta la vita fra cagliere e latte, caglio e sale, forme e fasciere. Quando ho iniziato io erano altri tempi, perché si è passato qualche anno, però loro vedo che verranno di bravi casai veramente. Ecco. C'è speranza per il formaggio qua del territorio? Noi puntiamo tutto sul territorio praticamente, perché non possiamo pretendere di fare mozzarella per dire ad Asiago. Noi puntiamo su formaggi locali, insomma. Ecco. Imparare un'arte equivale in questo caso a imparare un mestiere, un modo per combattere i mali endemici della montagna come lo spopolamento attraverso la creazione di posti di lavoro e il mantenimento di una filiera di grande importanza. È una figura molto richiesta, soprattutto appunto quella del casaro, perché diciamo, il territorio è molto privo di queste figure ed è importante che appunto se ne creano quante più possibili proprio per dare anche per pubblicizzare appunto il prodotto che c'è qui in altopiano, ed è importante portarlo avanti soprattutto perché le generazioni man mano passano col tempo e quindi è importante che i ragazzi imparino un mestiere che è il pilastro del territorio. Ecco, questo servizio che appunto ha riguardato questo corso per imparare a fare il formaggio rivolto soprattutto ai più giovani che è appunto partito sull'altopiano di Asiago. Torniamo invece a parlare delle criticità che sta attraversando tutto il mondo dell'agricoltura e che sta davvero interessando tutta la parte della Pedemontana e in generale della Regione Veneto. Rincari, bollette alle stelle e venti di guerra alle porte dell'Europa stanno mettendo in seria difficoltà l'agricoltura della Pedemontana e del Veneto in generale. E c'è bisogno di tutti per superare questa situazione, anche della Regione. La Regione sta lavorando in questi mesi al nuovo PSR, che è il piano di sviluppo rurale, quindi stiamo parlando di fondi europei che arrivano nelle nostre regioni grazie anche a un finanziamento regionale e statale che permettono grandi investimenti nel settore primario. Regione e Consiglio Veneto stanno portando avanti strategie per uscire dai pantani di questo difficile momento storico. Dobbiamo dire che negli ultimi anni ci sono stati settori della nostra agricoltura, uno fra tutti il vino, che ha avuto veramente una crescita importante su tutto il territorio regionale, ovviamente con anche sviluppi importanti sull'economia del settore primario. Però oggi abbiamo dei settori che hanno bisogno di interventi fondamentali. Ecco qualche esempio. Penso a tutto il mondo della zootecnia, che sta vivendo veramente un momento difficile, al settore lattiero caseario, piuttosto che a tutti gli allevamenti di avicoli che sono stati fortemente colpiti dall'aviaria negli ultimi mesi. E questi sono settori che necessitano di interventi strutturali fondamentali per la loro sopravvivenza. I costi delle materie prime sono in crescita verticale, con danni inimmaginabili sul comparto, già sul medio termine. Basta guardare i valori di cosa costa oggi un quintale di soia, arrivato quasi a 68 centesimi, piuttosto che i 55 centesimi del grano, quindi stiamo parlando veramente di cifre importantissime, di numeri importanti che stanno mettendo veramente in seria difficoltà moltissimi allevamenti. Finco lancia l'allarme sui rischi che corrono in questo momento storico settori come quello dell'allevamento, fiore all'occhiello del Veneto a livello internazionale. Penso che sia dovere da parte della Regione veramente fare un programma di sviluppo rurale che nei prossimi anni vada ad aiutare in particolar modo tutto il settore legato all'allevamento, senza ovviamente dimenticare poi un altro settore che magari ne sentiamo meno parlare, che è il settore legato alle orticole e al florovivaismo. Intanto dal 1° aprile sarà attivato dall'ULSS 2 della Marca Trevigiana l'ufficio unico di assistenza alle imprese per dare risposte concrete sul fronte della sicurezza appunto sui luoghi di lavoro.
Fornire a imprese, progettisti privati, amministrazioni pubbliche risposte tempestive in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, igiene, sanità pubblica e sicurezza alimentare. È l'obiettivo del progetto innovativo ideato dall'USL 2 già nel gennaio 2020, ma stoppato dalla pandemia e che ora, dal 1 aprile, vedrà la luce. Un ufficio unico di assistenza alle imprese. Gli utenti allo sportello troveranno un solo interlocutore dipartimentale in grado di sintetizzare le richieste, individuare e condividere la soluzione progettuale e contemporaneamente ricevere una risposta unica rispetto ai singoli servizi del Dipartimento. In una prima fase l'ufficio si occuperà di assistenza alle imprese sul fronte igienico-sanitario e sicurezza dei lavoratori. Dare una risposta ai vari quesiti sul rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, di sicurezza dei lavoratori. Da giugno poi un secondo step. Dare assistenza, dare anche indicazioni e scendere in campo per accompagnare i nostri operatori economici nell'applicazione dei criteri di sicurezza dei lavoratori. Le aziende e i privati avranno così le risposte ai singoli problemi in un unico ufficio, tagliando i tempi burocratici che finora si affrontavano girando tra i vari sportelli. Le risposte dovranno arrivare entro 10 giorni rispetto ai 30 oggi previsti. 3 le sedi dell'ufficio unico di assistenza: Conegliano, presso l'ex De Gironcoli, Montebelluna, l'ex INAM e alla Madonnina di Treviso. Al lavoro un'ottantina di persone tra tecnici della prevenzione, medici dello Spisal, veterinari e igienisti. Tutto questo gruppo scenderà in campo per fare la formazione, per entrare nelle aziende, per fare le verifiche, ma soprattutto quelle verifiche di accompagnamento non sanzionatorie. Il controllo ufficiale non verrà meno, ma ci sarà un affiancamento alle aziende per dare indicazioni su come migliorare la sicurezza dei lavoratori. E adesso abbiamo una breve pausa, tra pochissimo. Eccoci in diretta, c'è l'ennesima segnalazione che è arrivata alla nostra redazione da parte di un nostro telespettatore in merito a quella che si può definire una totale disorganizzazione nell'ULSS 7 Pedemontana. Non c'è giorno in cui non arrivino segnalazioni di disservizi e disorganizzazione in seno all'ULSS 7 Pedemontana. E così, dopo un numero impressionante di problemi segnalati dai nostri telespettatori, sballottati fra Bassano, Sant'Orso, Tiene e Asiago per visite ed esami, ecco un'altra storia di ordinaria disorganizzazione. Ce la segnala un 74enne del Bassanese che aspetta dal 2019 di essere operato per una fastidiosa ernia inguinale. Niente di mortale ovviamente e neppure di invalidante, ma rimanere per 3 anni in attesa di farsi togliere un'ernia non è una cosa che possa far piacere. Nel 2019, infatti, il nostro telespettatore ha effettuato una visita che ha confermato la presenza dell'ernia inguinale. Poi è stato chiamato nel novembre del 2020 per l'operazione. Tutte le analisi del caso sono state eseguite prima dell'intervento, che è stato annullato 3 giorni prima della data fissata a causa delle restrizioni sanitarie dovute alla pandemia. Ora le restrizioni stanno per essere tolte, diremo addio probabilmente al Green Pass e potremo fare a meno anche delle mascherine. Ma il malcapitato con l'ernia inguinale non è più stato richiamato per l'operazione. E così, dopo aver tentato di bussare inutilmente alla porta dell'azienda sanitaria per finire sotto gli agognati ferri, ha deciso di rivolgersi all'Ete Veneta. Pure lui, come tanti altri, chiede come mai si stiano verificando tutti questi casi di disorganizzazione nell'ULSS 7 e come mai la Regione non abbia ancora scelto di intervenire. E abbiamo ancora una notizia di cronaca perché la Polizia Locale di Verona, in collaborazione con i Carabinieri di San Giovanni Lupa Toto, ha scoperto 2 donne milanesi prive di reddito, una di questi residenti in un alloggio comunale, intestatarie di 160 veicoli e di 2 false società. Usavano uno stratagemma, ovvero un'organizzazione ramificata sul territorio che utilizza vetture per qualsiasi tipo di reato, furti agli anziani, furti in abitazioni e anche rapine, un'operazione che è iniziata a metà ottobre quando i militari hanno fermato per un controllo un'automobile e hanno scoperto dei documenti e chiavi di altri veicoli, tra essi anche un certificato di proprietà intestato a una 50enne milanese i cui veicoli erano stati già visti circolare in zone dove poi si erano verificati proprio furti in abitazione. Alle 2 donne sono stati intestati
erano intestati 1 o 2 veicoli al giorno, fino, pensate, a 160, molti dei quali in fermo fiscale sottoposti a divieto di vendita. La polizia locale ha così incrociato i dati con l'ufficio intestazioni fittizie della Procura di Milano ed è emersa una sfilza di reati collegati: false attestazioni, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, porto ingiustificato di armi e oggetti per lo scasso. La Procura lombarda ha quindi emesso un provvedimento di blocco anagrafico per le 2 donne e tutti i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Adesso invece andiamo a vedere un po', pare insomma che si stia un po' smuovendo qualcosa, che si stia tornando verso una sperata e desiderata normalità. Abbiamo chiesto alle persone, in vista proprio delle ormai imminenti vacanze pasquali, che si aspettano. Ha qualche viaggio in programma per Pasqua? No, per Pasqua no, però un po' prima di Pasqua vado in Sudafrica, vado a trovare mia zia, dal 21 al 30 marzo. Quando è Pasqua? Aprile. Lavoro, io lavoro in casa di riposo, quindi il 90% sono di lavoro. Non ho programmato nulla. Nessuna vacanza comunque fuori, rimarrà in Italia? Sì, sicuramente sì. Per Pasqua no, dopo Pasqua. Dove va? Sharm el Sheikh, forse. Non ho programmi, probabilmente starò a casa. Quindi nessun tipo di viaggio a Pasqua quest'anno? No, decisamente no. Non sappiamo. Nessun viaggio in programma comunque? No, al momento no. Famiglia e basta. Io sicuramente lavorerò, in famiglia comunque. Sì, niente, me ne pure io. Cosa farà a Pasqua? Ha qualche programma, qualche viaggio in programma? No, la passo con la mia famiglia perché ho una nipotina di 3 mesi, per cui quest'anno rimango lì. Però prima mi faccio una settimana a Ischia. Beh, insomma, viaggi, turismo, e proprio le città d'arte come Cittadella in questo momento particolare puntano proprio tanto sul turismo. Quello che Cittadella sta facendo, sta cercando di fare, diciamo, dal 2020, no? Anno in cui abbiamo festeggiato i nostri 800 anni, ma che purtroppo verrà ricordato per tutt'altra cosa, noi abbiamo cercato di uscire dai confini provinciali e addirittura regionali per far conoscere Cittadella sempre più, insomma, in Italia, in Europa, ma anche nel mondo. Questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Cittadella, far conoscere la città attraverso la bellezza e la storia della cinta muraria, dei palazzi antichi e musei, oltremare e oltreconfine. Le nostre mura prima della pandemia ospitavano circa 90.000 turisti che arrivavano da tutte le parti del mondo, dal Giappone, Australia, fino a passare Sud America, Nord America. La parte del leone naturalmente la fanno gli europei con i tedeschi in prima linea. E piano piano ecco tornare i turisti da fuori Europa. Gli ultimi dati che ho visto che qualche turista neozelandese, quindi dall'altra parte del mondo. E punta tantissimo sul turismo anche tutto l'altopiano di Asiago, anche se però per quanto riguarda i commercianti, gli ambulanti soprattutto dei vari mercati cittadini, non sono così ottimisti su questa ripartenza, su questo rilancio. Sentiamo. La stagione turistica si sta aprendo. Qua ad Asiago, in altopiano, che prospettive vedete voi? Qua non ci sono prospettive, con tutte le spese e gli aumenti che ci sono stati, mi sa che ci sarà molta poca gente. Si va discretamente adesso e dopo non si sa perché con queste manovre che ci sono qui per tutto il mondo non si sa come può essere. Prospettive non buone, sfortunatamente. Perché si muove poco il lavoro, è ancora fermo e credo che la gente sia un po' impaurita, veramente prima dal Covid e ora da sto discorso, di sto conflitto, e soprattutto mancano i soldi, la gente gira ma non spende. Speriamo che la stagione sia favorevole quest'anno, per l'anno scorso, a parte un discorso del Covid, anche l'anno scorso però clienti ce ne sono stati nel periodo estivo. Che prospettive vedete voi? Fredda, continua il freddo, fuori, in tasca, dappertutto. No, non vedo una rinascita del commercio così al minuto, è fatica. Stiamo aspettando anche noi, con ansia, a vedere se ci sono turisti.
Ma al momento? Non c'è. No, Niente. non ho visto turisti. Prospettive molto alte perché arriviamo da 2 anni terribili, dove penso ci sia sempre una fine, ma alla fine non arriva mai. Tra bollette, benzina e tutto, spero proprio che l'estate ci si dimentichi di tutto e si torni a vivere serenamente. Fine. È la speranza che un po' abbiamo davvero tutti. E adesso invece vi raccontiamo una storia che ha dell'incredibile. 2022 sapete benissimo che ricorrono i 200 anni dalla scomparsa del grandissimo scultore neoclassico Antonio Canova. Beh, c'è una storia incredibile che riguarda una sua opera. Sentiamo assieme. Una delle ultime sculture di Antonio Canova, della quale si perdono le tracce in Inghilterra. Un capolavoro perduto che diventa un arredo da giardino e rimane per 70 anni alla mercé dell'umido clima d'oltremanica, secondo la moda inglese. Poi finisce all'asta per un pugno di sterline e torna finalmente a galla dalle nebbie della storia come una abbagliante meraviglia per essere studiata e acclamata proprio nell'anno in cui si celebra il bicentenario della morte di Antonio Canova. Tutti gli ingredienti e i colpi di scena sono quelli del romanzo. Nel viaggio della Maddalena giacente e riscoperta, è proprio il caso di dirlo, in Inghilterra. È quasi un romanzo, meriterebbe una scrittura in qualche modo. La storia di questo marmo è speciale perché viene completato nel settembre del 22, una lettera specifica esattamente che il marmo è stato ultimato e una duchessa inglese l'ha visto all'interno della bottega di Canova. Però ricordiamo che nel settembre del 22 Canova era a Possagno e stava molto male e il 13 ottobre andrà a Venezia dove morirà. Canova era ammirato dagli inglesi, la sua bottega era frequentatissima dai sudditi di Sua Maestà e le sue opere facevano gola oltremanica. La scultura arriverà poco dopo nella residenza di questo primo ministro inglese che aveva comprato la scultura addirittura a scatola vuota perché qualcuno gli aveva detto guarda che le ultime opere di Canova sono esattamente queste e c'è ancora quest'altro marmo che potrebbe essere comprato in qualche modo. Poi la scultura ha una stranissima vicenda, il figlio la venderà, diventerà proprietà di un altro inglese, alla fine viene comprata da una signora che la colloca in un giardino, proprio seguendo il modo di essere dal punto di vista dell'architettura di giardini inglesi e rimarrà per circa 70 anni in questo giardino e alla fine la venderanno a un'asta da Sotheby's. Il Times parla di una vendita all'asta per poco più di 5.000 sterline, un'inezia rispetto al valore effettivo del marmo e al prezzo che spunterà quando verrà messa all'asta da Christie's. Poi, ragionando su questo marmo, qualcuno cominciò a studiarlo e ricostruì passo passo tutta questa vicenda. La vicenda della Maddalena giacente del Canova è ormai storia. Resta da capire quale sarà il futuro dell'opera. Il futuro direi non è conosciuto. Il marmo partirà per New York la prossima settimana e la successiva andrà a Hong Kong. Però poi nel mese di giugno noi realizzeremo una mostra a Londra. La scultura finirà quasi certamente nelle mani di un privato e questo non è un destino lontano da quello previsto dal Canova. Oggi però ci sono tutte le condizioni perché l'opera possa essere messa a disposizione del grande pubblico. Indipendentemente da tutto, pensiamo che questo marmo era destinato a un privato. E ora, se anche il marmo finisse nelle mani di un privato, direi non abbiamo stravolto la storia dei destini delle opere di Canova e soprattutto i privati oggi sono quelli che riescono a investire in arte e quando lo fanno è bene che lo facciano. L'importante è che poi queste opere d'arte possano essere visibili anche dal pubblico. E ancora arte e cultura, vediamo tutti i progetti ormai prossimi, le mostre in programma al Museo Salce di Treviso. Come direttore di un museo che ha 2 sedi si tratta di pensare a creare un programma che possa essere un progetto di mostre per entrambe le sedi. Chiaramente questa volta saranno diversificate, non più come con quella di Renato Casaro che è stata invece una mostra unica per le 2 sedi e fa pianificare i progetti futuri. Laurea in lettera alla Ca' Foscari e una lunga collaborazione con la sezione didattica della Soprintendenza ai beni artistici e storici. Un ricco curriculum, quello di Elisabetta Pasqualin, la nuova direttrice del Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso.
Probabilmente qui avremo per un periodo avremo una mostra dedicata proprio alla collezione Salce, e in autunno avremo invece una mostra dedicata a una mostra monografica, per cui dedicata a un artista dei primi del Novecento. Mentre a Santa Margherita, dove adesso c'è appunto la grande esposizione di Renato Casaro, anche lì avremo una mostra dedicata alla bicicletta declinata in tutte le sue forme. Un incarico prestigioso che vede la nuova direttrice potenziare e qualificare il Salce, consentendo al museo un salto di qualità attraverso diverse esposizioni sia per la chiesa di San Gaetano che per il Santa Margherita, in modo da aumentare l'attrattività del museo. Un appunto viene fatto nei confronti della chiesa di San Gaetano. È una chiesa medievale che è stata poi rimaneggiata nel Rinascimento, e in realtà c'è una parte che è dietro appunto l'abside che è ancora da restaurare, che nasconde anche lacerti medievali, che nasconde parti estremamente interessanti e curiose. Il mio sogno sarebbe veramente quella di restaurarla e di riportarla alla luce. E tra i segreti nascosti in questi ambienti sopravvivono monumenti storici e capolavori cinquecenteschi. C'è anche quella bellissima tomba rinascimentale di Ludovico Marcello, priore appunto di questa chiesa, che ha voluto farsi seppellire lì accanto alla propria chiesa, che ha sempre amato moltissimo. Insomma, pittura, scultura, fotografia e musica con il grande jazz che torna a Vicenza. Jazz, Vicenza Jazz, la città che ama la musica, la città che suona la primavera come se fosse un pianoforte. E il tempo passa, 26esima edizione del festival New Conversations, titolo che profuma di note, di conversazioni musicali, dall'11 al 22 maggio, con 100 concerti, uno per ogni anno, come in un sogno in cui ci si sveglia, ed è passato un secolo di Charles Mingus. In fondo il jazz era la musica dei vecchi lavoratori americani che cantavano così modestamente, poi è cresciuto, è diventato sempre più forte e oggi si va trasformando addirittura in forme nuove, moderne del jazz, e il pubblico si sta allargando. Nel tempo fatto di attimi il jazz non invecchia, evolve con nuove contaminazioni. La musica è liquida, prende direzioni inaspettate, tutte da scoprire, in un programma esuberante, produzioni originali, omaggi ai grandi nomi, alle stelle più luminose nel cielo del jazz, che riempiranno del loro spirito fatto di sound il Teatro Olimpico, il Comunale, i locali, i palazzi antichi, le chiese, i musei, le librerie e persino, a mezzanotte del 12 maggio, il Cimitero Maggiore. È una musica che si allarga sempre di più e Vicenza è contenta di questa realtà nuova, moderna, che vede anche quest'anno il 26esimo Festival di Jazz. E il jazz in questa edizione scivolerà in un appendice di lusso per un festival nel festival. 4 serate dal 14 al 17 luglio al Parco Quirini che apriranno l'estate vicentina. Quest'anno facciamo sia giugno che luglio, cioè raddoppiamo gli appuntamenti perché la musica a Vicenza non vuole mai cessare di esserci. Insomma, soprattutto chi è appassionato di jazz non può assolutamente perdersi questi grandi appuntamenti. E il nostro telegiornale per il momento finisce qui. Ricordo gli appuntamenti con l'informazione serale 18:50 TG Bassano, 19:15 TG Vicenza, e poi alle 21:15 non perdete il film di Point Man, Creato per uccidere, con Christopher Lambert. E questo è davvero tutto. Un buon pomeriggio a tutti voi, arrivederci.